volevano fare musica per il cinema, ma non conoscevano i registi. Mi sono capitati le classi, non sapevano chi era Moretti. Hitchcock non sapevano chi fosse. Più che se sapevano chi era Miklos Rozsa, Herman, Goldsmith e così via. Allora uno dice, scusate ragazzi, ma perché siete qua? Ricorre spesso la scena francese nelle tue citazioni, Ravel, Jean Constantin, insomma, sei molto legato alla musica francese? Evidentemente sì, sì, evidentemente sì, perché se pensi che in quel stesso momento, dall'altra parte dell'Europa, si addensava quello che si addensava, pensa all'Austria e alla Germania, Sì. pensa alla musica stessa, senza, per carità, se non è un giudizio, però pensate a Schoenberg, pensate a Schoenberg con la dodecafonia nello stesso anno debutta Uccello di Fuoco, la Sagra, c'è Ravel che ha fatto Daphne e Claude, cioè ci sono tutti gli impressionisti, la pittura, al di là c'è c'è quell'altra cosa, cioè l'ombra della guerra che si sta manifestando nelle maniere spaventose dal punto di vista artistico, no? Sì, Perché sì. è tutta la disgregazione, cioè la cupezza, ma che rende vittime anche gli stessi musicisti, no? Tutta la fuga dei musicisti tedeschi a Hollywood, Mm. Korngold per primo, Korngold. tutti quanti, che si portano tutta quella sapienza e quella bellezza culturale. Ecco, probabilmente perché in quel momento a Parigi e comunque quel panorama lì è stato così ricco e così capace comunque di andare oltre quello che si stava addensando, no? Come si dice, Certo. di spaventoso, che poi si è prolungato anche oltre Ahimè. quell'inizio del Novecento. Insomma. Certamente tutto quel mondo lì, che sia armonico, figurativo, poetico, insomma, per me è stato molto di grande fecondazione, insomma, e lo è tuttora. Ecco. Proseguiamo nel saltapicchiare di qua e Sì, di sì, sì, è là. bellissimo, è No, bellissimo. dico, allora, come non ricordare l'esperienza di didatta di Piersanti insieme a Sergio Miceli, esatto. La Chigiana c'è stato Ennio e Sergio. Sergio, Quando sì. Ennio ha smesso hanno poi cassato il corso alla Chigiana e io ho lavorato con Sergio sempre. Io e Sergio insieme abbiamo fatto parecchi corsi, prima inizialmente piccoli, sempre Sì. limitati al Sì. comune e così via. Poi il conservatorio, alla scuola di musica di Fiesole, al conservatorio che poi è diventato conservatorio a Milano, alla civica scuola di musica, Ah, sì. conservatorio di Ascoli Piceno, insomma, a Bari insomma, abbiamo fatto un sacco di corsi insieme piccoli di una settimana e poi sempre più lunghi, anche perché la materia diventava una cosa più richiesta e più acquisita, capito? Ecco, oggi rispetto appunto io parlavi prima degli anni 70 quando non c'erano proprio informazioni su che cos'era la musica per il cinema. Oggi com'è cambiata la didattica? Secondo te è arrivata a un buon livello di metodologia, diciamo così? Guarda, io ho insegnato, credo, mi pare, fino a 4 anni fa, Sì. passando dalla civica per 3-4 anni, adesso non ricordo, che poi è diventato il secondo conservatorio di Milano, cioè il Claudio Abbado, e poi a Castelfranco Veneto per 2 anni, 3 anni. Posso dire con certezza che purtroppo la qualità che è cambiata è negli allievi che non sono così preparati. Questo è un corso specialistico, se vogliamo, tecnica di musica per il cinema, musica per l'immagine, quello che vuoi. Però, nonostante le selezioni, si deve avere un minimo di bagaglio di preparazione, quindi quarto, quinto anno di composizione, presentare delle composizioni e così via. Io credo che il problema sia negli insegnanti precedenti, perché è inammissibile che un ragazzo, un compositore a 20 22 anni,
25, giustamente gli prende la voglia di vedere che succede anche per la propria carriera, no? La musica, la musica per il cinema è possibile. E però non conoscano la Sagra della Primavera, non abbiamo avuto la curiosità di mettere il naso dentro partiture storiche. Cioè studenti di composizione che non conoscono la Sagra. Ma ti dico, studenti di composizione che non sanno neanche altre cose più basilari. Allora, io ho dovuto ridimensionare la mia partecipazione di insegnante di quella cosa, a certe volte a insegnante di musica. Figurati. Certo. Cioè, è questo che mi ha demotivato poi, perché mi trovavo a parlare di cose che non ero io che dovevo affrontare, capisci? Perché come se potevo... A parte un'altra cosa molto più grave, molto più importante. I ragazzi, e questo l'ho capito proprio alla fine, volevano fare musica per il cinema, ma non conoscevano i registi. Cioè, mi sono capitati le classi, non sapevano chi era Moretti, questo 25 anni prima, cioè per quanto sia. Allora, Hitchcock non sapevano chi fosse, più di quello se sapevano chi era Miklos Rozsa, Herman, Goldsmith e così via. Allora uno dice, scusate ragazzi, ma perché siete qua? Allora, avevano visto che le serie, avevano visto Harry Potter, cioè delle cose fantastiche, se ci pensi, no? Allora, già quello ti demotiva perché senti che non c'è una spinta dietro, una passione che tu puoi alimentare, no? E puoi arricchire e in qualche modo, ma devi veramente stai nel buio come con una pilletta elettrica, insomma, e dare luce, è una cosa che... E quindi questo ecco, è grave. La metodologia, quindi che ti posso dire? Sono aumentati tanti corsi e così via, ma a me quello che pare della metodologia, però gravissimo, e questo lo dico convinto e con tutta la responsabilità, se poi qualcuno me lo vuole contestare, vengano pure. Ma come si fa oggi nel 2021 e andiamo anche indietro nel 2015, fare dei corsi di musica per il cinema in Italia, parlando delle orchestre, parlando dei film con i temi di Goldsmith, parlando dei film con i temi di John Williams, di Morricone stesso, di cose. Cioè, dal punto di vista storico è importante, ma come stare dentro la realtà, i film italiani non ti offrono quelle possibilità lì. Quando un ragazzo per 2 anni si sente dire quella roba, esce e poi vede che non gli danno 100 euro a malapena per fare ciao ciao con la mano fatto con la musica fatta col telefonino, ma che cosa può pensare? Cioè, questo significa essere coi piedi per terra e realistici, no? Allora, ti devi rendere conto che la musica oggi veramente la qualità si è abbassata tantissimo perché con i mezzi che abbiamo a disposizione, che hanno a disposizione, si fa una musica e uno pensa che è onnipotente già. Io l'ho visto con i ragazzi, cioè gli fai così con una schicchera vanno per terra perché pensano veramente che hanno costruito una cosa, casomai anche un talento musicale, ma non ha quella struttura, capito, che lo sostiene. Perché gli mancherà sempre quello che una volta si chiamava formazione, poi di fatto. Gavetta, conoscenza, studi. Allora, quello che diceva anche Ennio. Insomma, sono cose vecchie, però purtroppo non tramontano mai. Andare giù quelli lì, capito? Allora ci si accontenta e la qualità musicale è, difatti, è diventata quella cosa lì che voi vedete. Io ho fatto delle prove mie private, ma per soddisfazione mia, per capire se avevo capito bene, prendendo delle musiche prese da serie, da film, realizzate cose, mettendole su altri film, sempre, e viene fuori sempre la stessa cosa, funziona, no? Ragazzi, veramente. Guarda, sfondi una porta aperta perché tra l'altro... No, con noi infatti sfondi una porta aperta, infatti la domanda che segue è, ahimè, io credo che esista la generazione dei nativi digitali e la generazione dei nativi analogici, no? Io quando prima domandavo proponi
le tue musiche al pianoforte, questo vuol dire già inserire il compositore in una fascia temporale che è la fine del Novecento praticamente. Senza fare discorsi necessariamente si stava meglio quando si stava peggio, eccetera, eccetera, ma indubbiamente il digitale ha rovesciato, ha sparigliato tutte le carte. Senza demonizzarlo, per carità. No, infatti, anche perché... Però l'utilizzo, ad esempio, questa è una cosa che tutti i compositori più o meno mi hanno detto, soprattutto della tua generazione, una volta il regista si affidava al musicista, adesso c'è il montatore che appoggia una serie di, e qui andiamo sulle temporary track e via discorrendo, e questo non si poteva fare 30-40 anni fa, o perlomeno lo facevi però con grande difficoltà. Non pensi sia che l'elemento scatenante, quello creativo, venga già all'origine praticamente depauperato di ogni valore, o no? Questo assolutamente, poi questa è una polemica purtroppo anche molto, insomma, amara. Io a un certo punto ho cominciato a definire i montatori, e con tutto il rispetto e la simpatia che ho per la categoria, però certi sono veramente il braccio armato del regista, perché quando hanno cominciato a circolare le dispense, e con Nicola ce lo dicevamo sempre, i quotidiani la mattina ti mettevano un CD, la musica presa da cosa, allora, il montatore arrivava in moviola con quel CD, e stranamente nel film ci montavano quel CD, perché? Perché era facile infilare il CD dentro all'Avid, prendere 15 tracce, dice ma cominciamo a provare questa, e ci stava, capito? Io ho avuto personali esperienze drammatiche con montatori e con registi, dove oltretutto ho tolto pure il nome in qualche occasione, perché non si riusciva a scollare da lì la musica che per un mese e mezzo ha accompagnato quelle immagini, e quando arrivavo io crollava, cioè non c'era più quella cosa. Oltretutto tu chiedi quando vai in moviola, per favore togliete tutta la musica che avete appoggiato, mi fate vedere una volta il film senza niente, perché altrimenti te lo fanno vedere già con tutta la musica, dice vabbè allora ciao. È tutto molto. Allora è chiaro che poi lì, a proposito delle richieste, no, che cosa può chiederti, no? Uno ti dice sai mi piacerebbe una cosa come questa, ma una cosa come questa perché è stata appoggiata, casomai non è neanche giusta. Però c'è da dire che in quel caso, spesso e volentieri, il clima è quello giusto. Okay. Allora tu come te metti lì? Cioè sei già indirizzato. Io ho sentito tante volte dei pastrocchi, cioè perché metti un pezzo in un modo e in un altro, con una scrittura in un altro, lì vedi tanti videoclip uno assieme all'altro che forse funzionano pure, ma tutti insieme poi non hai l'identità. Diventa una sequela di scene, di clip, capito? Ognuna a sé stante, con un respiro suo, che non c'entra niente, ti sembra che hai fatto una cosa, invece non hai fatto niente. Se si toglie l'arma della creatività al compositore, allora le library hanno vinto, cioè nel senso... Infatti, però è un costume, per esempio, ci sono dei montatori che neanche mai si sognerebbero ancora oggi di montare con la musica. E altri ti dicono, guarda, io senza musica non riesco a montare, no, ho proprio bisogno, scusa, è contro, cioè sono proprio modi di pensare che sono venuti su diversamente. Quando mai si è montato con la musica? E quando mai, capito? È come se tu andassi in moviola e fai vedere al montatore e te porti un pezzo di film di qualcun altro e dici montamelo così. Sì, esatto. È uguale. È uguale. Oppure al regista gli dici mi fai una sequenza come questa di Kubrick, per favore? Però non devi pensare alla citazione, tu devi farlo soltanto come te lo sto mostrando io. Sembra una cosa, sai, a me mi viene in mente Rota, che quando diceva della musica contemporanea, puoi immaginare Rota, diceva, li chiamava quei cafoni, cioè il massimo della violenza verbale di Rota era dire cafoni, no? No, ci tenevo a fare una domanda che ogni tanto mette in crisi i compositori quando gliela fai, ma soprattutto non solo quando gliela fai dal vivo, mentre stai intervistando De Viso, ma anche quando gliela fai per iscritto, che magari Franco poi mi bacchetta sicuro,
Però io ritengo sempre che ci sia, credo, nella filmografia di un compositore per il cinema, comunque per immagini, una partitura che meglio lo rappresenti, o due partiture meglio lo rappresentano, per far capire a chi poi deve ascoltare, deve incominciare a studiare, a analizzare o comunque semplicemente ad affezionarsi a quell'autore, qual è proprio la sua musica, cioè una musica per eccellenza che lo rappresenta stilisticamente. Qual è la tua, o se ce ne sono più di una? Hai fatto tutto un panegirico, ma in realtà qual è la tua colonna sonora preferita? No, ma in realtà no, perché in realtà ti vergogni a dirlo. No, ma io Franco lo sa quali sono le mie. Non capisco, non capisco perché un musicista si debba poi se la debba prendere, insomma, se non c'è niente di cui vergognarsi. Io quelle cose di cui mi vergognavo le ho messe lì, insomma, e poi ormai non si vedono neanche più perché sono cose legate molto più alla televisione degli esordi che non al cinema. Il cinema, sai, per me è stata sempre, insomma, almeno fino adesso, ho sempre pensato che era così bello entrare dentro una cosa che ti offriva sempre la stessa cosa da fare. Quello era, no? Però come la fai a fare la differenza? È lì che è il bello del mestiere. Se penso a delle cose, perché mi sono ricapitate in mano, io poi non è che ascolto tanto, rimetto a posto le partiture che sono sempre incasinate quando finisce un film per ragioni di tempo, e cerco di dargli una veste anche grafica migliore di quella che hanno avuto in quel momento così convulso certe volte. Per esempio lo stesso Lato dei bambini, che erano 4 strumenti, rivedendolo adesso, ma allora non c'era la globalizzazione, non c'erano gli strumenti etnici così, eppure quel flauto stonato che mi ricordo che abbiamo chiamato un flautista che suonava il flauto traverso, e gli dicevo: ma me lo devi fare stonato, no come suonassi il bolero di Ravel giusto, capito? E alcuni non riuscivano, e venne Monica Berni che lo fece, e lo fece esattamente in quel modo lì. Era l'idea di fare una musica povera di strada. Anche percussioni mi ricordo molto. Tant'è vero, Massimo, in quel CD lì, il primo e il secondo pezzo, che si intitola, guarda un po', Fratelli, no? Allora, il secondo pezzo si chiama Amicizia, eri lì. Ecco, quella versione lì, che nel film non c'è, non si sarà mai sentita, nessuno la conosce, è l'alternativa alla musica povera che io scrissi in dubbio per Gianni. Cioè quella scena lì, se tu la metti sulla scena del bagno, gli va a pennello. Perché quando il carabiniere tira sul bambino dall'acqua, che dice facciamo, lui dice non so nuotare, c'è quella musica lì perché è un'esplosione, ma lo stesso equivalente che poi è stato scelto è quella musica apparentemente di nulla ma molto mediterranea, che è acqua, sole e caldo che li avvolge, che è fatta col flauto basso e una percussione, una chitarra, fine. Ed è stata quella una cifra poi che ha come dire, fruttato nel tempo, capito? Ed eravamo nel 90. E Gianni mi diceva: guarda, è così bello questa trovata, perché quando ho girato a Piazza Vittorio ci stavano i gruppi non so se erano degli indiani, che suonavano il flauto e il tamburo. A lui gli è rimasta in mente sta cosa, capito? Ma non me l'aveva detta quando, non è che è stata una richiesta. E io una coincidenza proprio. Sì, tant'è vero, tu dicevi prima del fatto di far sentire i provini al pianoforte. Quando Gianni venne a sentire la musica del ladro, io ti giuro ho messo i gommini dentro al pianoforte per fare sentire i tamburi. Ho fatto il pianoforte preparato, e il pianoforte preparato con la gomma è rimasto nella registrazione, poi l'ho riprodotto nonostante avessi le tumbe, capito, i bombi. Sì. Quindi, per dirti, no, come nascono delle cose, che vuoi che non sia affezionato a quel mondo lì, che sono passati tanti anni. E poi quello che mi ha fatto affezionare a te, perché poi io ti ho conosciuto con quella colonna sonora lì. No, insomma, e quindi oltretutto è stato il Passepartout che mi ha fatto conoscere Olmi, il quale dopo 3 anni
si è ricordato, pensa un po' per dirti, no? Non è che aveva sentito con l'orchestra e chissà che cosa, però insomma ci si muoveva in un altro modo, ecco. Il segreto del Bosco Vecchio, infatti. Ecco, infatti. Oh, Senti, io però beato ci te che ce li hai, perché... però ci tocca parlare di serialità, anche varrebbe la pena, insomma, anche perché quest'uomo qui, insomma, c'ha una sorta di imprinting su Montalbano che molto spesso uno non pensa che anche quella è serialità, no? Perché lo è. Dei film in realtà, ogni episodio è un film. Forse molti non si rendono conto, ma io le avevo raccontato questa cosa a Franco, che con la sigla di testa di Montalbano è riuscita a rendere nuovamente quella espressione di orecchiabilità e di subito riconoscibilità che esisteva nella musica per immagini, negli sceneggiati, della televisione degli anni 70, primi 80, cosa che non succedeva da tempo. Cioè, ora io ho fatto ascoltare dei bambini delle scuole medie e delle elementari parlando di illegalità, di mafia, comunque di criminalità, e parlando da un punto di vista musicale, ho fatto ascoltare la sigla di testa di Montalbano, senza dire a che cosa appartenesse. E i ragazzini hanno detto subito, è il commissario Montalbano, è quello siciliano. Lui per forza si riconosce subito, senza vedere neanche un'immagine, capito? Massimo, capisco perfettamente, però questo qui è il potere della televisione. È il potere della televisione che è innegabile. Ricordate che tutte le sigle delle serie, quando eravamo, almeno io mi ricordo quella legata a Perry Mason, che pur non sapendo niente, ecco, avrei reagito nella stessa maniera, avrei detto Perry Mason, perché ai confini della realtà, ai confini della realtà, perché c'era quella tutte le settimane. Quindi però questa volta c'è una piccola differenza, infatti, che mentre la sigla dal punto di vista visivo è ormai invecchiata, io ad esempio vedo quelle riprese fatte dall'elicottero senza ancora non c'era lo stabilizzatore, infatti, evidentemente, quindi balla tutto, la musica è rimasta intatta, cioè la musica è ancora, secondo me, assolutamente moderna, tra virgolette. Beh, Montalbano, lasciatemi fare una piccolissima parentesi sentimentale, insomma, l'anno scorso la perdo Alberto. E poi di Alberto veramente sono incolmabili sul piano. L'altra sera è andato l'ultimo Montalbano, veramente quelli addii proprio forti, insomma, come Ennio. Cioè è incredibile come la presenza di Ennio si faccia sentire quotidianamente proprio, eppur non negli ultimi tempi ci si sentiva soltanto telefonicamente, anche se l'anno scorso ancora prima c'era stato un concorso di composizione dove lui era presidente e ci siamo visti prima della pandemia. Però ecco, sono di quelle presenze che a loro modo, cioè Ennio sembrava immortale, sembrava dovesse essere, ecco, la sua assenza è veramente forte. Uno può soltanto rivivere con una grande proprio nostalgia il periodo, tutto quel periodo fatto anche di quella cosa che ho raccontato, dove nella stessa città c'era Morricone. Tu potevi prendere il telefono, lo sentivi, ti mettevi d'accordo, andavi a trovarlo e si parlava dello stesso mestiere con lui, oppure di altre cose, battute, cose del genere. Insomma, ecco, quell'assenza lì, così come Alberto. Io con Camilleri l'ho incontrato 2 volte all'inizio e poi una seconda volta andando a trovare. Con Alberto c'era una amicizia che risale dagli anni 80 proprio, molto prima di Montalbano. Devo Montalbano molto a Alberto, che è lui che mi ha portato lì alla Paloma degli esposti. Ma Alberto è stato uno dei pochi registi che quando mai è venuto a sentire qualcosa Alberto a casa, mi diceva ci vediamo in sala, siamo partiti insieme per Praga per le registrazioni, oppure veniva a Roma, oppure mi telefonava. Fiducia massima proprio. Sì, quella è la cosa che paga di più, ma ovviamente sapendo che cosa facevamo, però lui a volte di Montalbano, che
appunto per la serialità, Massimo credo lo sappia, noi abbiamo fatto in 21 anni ormai, 20 anni diciamo, Sì, 21 sì. anni, credo 4 o 5 registrazioni delle musiche di Montalbano nel corso degli anni. Abbiamo una discreta libreria musicale fatta credo di 4 ore di musica, e alla fine io fin dall'inizio però avevo pensato di scrivere delle musiche, eccetto la sigla che è chiusa in qualche modo, durava un po' di più ma con la possibilità di sfumare, tant'è vero che se vedete alla fine finisce con una ripetizione anche se creativa, però possibile, no? Che non tagli nulla di tale, no? Perché è una ripetizione del ritmo. Però le partiture di Montalbano sono pezzi di 10 minuti l'uno. Sì. Cioè io non potevo scrivere Gli Anelli, considerando che quando dopo le prime 2 puntate pilota, che erano 2 film, hanno cominciato a girarne 2, 4 insieme e poi altri 4, era perdersi, c'era un dislivello tra il tempo che serviva, il tempo per registrare e così via. Quindi l'unica possibilità che avevo era applicare il metodo di concepire un clima generale che avesse fiato, soprattutto che avesse quello che a me piaceva di più, come si è sempre detto fra i musicisti, un suo senso musicale fuori da quello. Però era stato suggerito, insufflato proprio dal film, capito? Da quel momento lì, che ti sarebbe servito per 1 minuto, 30 minuti, ma tu non potevi scrivere 30 secondi perché c'era una scena dinamica, oppure tu facevi una cosa ispirata e poi sei tranquillo che quel contenitore di 10 minuti, quella partitura che aveva tutto quel suo sviluppo così inapplicabile alle immagini, però conteneva quella cellula lì che ti sarebbe servita. Allora diventava un master dal quale poi tu, ovviamente il mestiere è questo, tiravi fuori tutti i pezzi di un kit che poi componevi insieme, e si parla di ragionamenti di tonalità, strumentazione, temi che potevano incastrarsi, tutta una serie di cose che poi incastravi, cioè c'era il ragionamento dietro, capito? Ma per permettere a un materiale così esteso come 4 film, Infatti. di poterli fare in quei 2 mesi che c'avevi di tempo per poi montarli e poi presentarli. E quindi questo grande respiro che ha anche la musica proprio deriva da questo tipo di lavorazione qui, e soprattutto tenere presente che ci sono dei brani che manco abbiamo usati ancora. Tanto che poi si ritornava, che Montalbano ha avuto la bellezza, secondo me, che la musica ha avuto importanza anche perché Montalbano, proprio come le immagini, come è stato è riuscita nel suo essere film, ha dato il privilegio molto a una dimensione esistenziale proprio, no? Spesso e volentieri filosofica anche dell'esistenza, guardata attraverso quei personaggi lì, a volte piccoli e così via, però era questa la cassa di risonanza bella di Montalbano che mi ha favorito a me. Ovviamente non tutti i film sono riusciti come alcuni, ci sono degli alti, sì, degli alti e bassi, però però questo era il prodotto finale, che è la scommessa vinta di Montalbano, secondo me. È bellissimo questo verissimo. sistema di realizzazione della colonna sonora, cioè a blocchi, che poi il compositore estrae di volta in volta, e la trovo bellissima, geniale, romantica, purtroppo non molto spesso attuabile, però è fantastico. Secondo me è molto più funzionale questa di tante altre lavorazioni fatte in batteria, no? Sì, ma guarda, questo è un sistema, insomma, che poi si può cercare di applicare anche al film. Cioè, se tu devi stare a vedere 30-35 anelli, quanti sono quelli del film, e devi stare al minutaggio, cioè lo puoi anche fare, lo devi fare perché certe volte sei obbligato, ma credimi, è molto più bello pensare alla musica per il cinema come un fatto preesistente, né più nemmeno quando tu dici, sai che ci mettiamo qui, appunto, Ravel,
e prendi un pezzetto di Ravel, ma quel Ravel lì invece l'hai scritto tu pensando al film, e poi quello che c'è in più lo elimini, però hai una cosa organica, capito, di un certo tipo. Ecco, questa è la cosa, almeno il lato bello sul quale poggiare un ragionamento e un metodo, se c'è. E le ultime integrazioni fatte, concludo, quando sono state fatte? Nel credo nel 2010, mi pare. Ah, ok. 2010-2012. Il concerto fatto un anno e mezzo fa all'Auditorium, tutto Montalbano, era possibile perché c'erano delle partiture organiche. Io non l'ho toccate. E se prendete il cofanetto che l'Auditorium ha fatto in quell'occasione, con i 3 CD, ripubblicandoli, ecco questo qui, ripubblicando i 2 vecchi che erano esauriti, fatti, e mettendoci una terza mandata di pezzi, senti che ci sono diversi pezzi come stiamo parlando di una suite vera e propria fatta di brani. Eccolo lì, tutto quanto là. Io sono affezionatissimo. Tra l'altro, sai, l'unica cosa che magari un po' mi è dispiaciuto nell'ultima puntata, che ho visto che ha scatenato tra l'altro le ire delle donne, perché il comportamento di Montalbano non è molto, molto corretto. Mi è mancata, devo essere sincero, un tema dedicato all'atmosfera di questa relazione un po' così degenerante tra la poliziotta e Montalbano, tra la Greta Scarano e Zingaretti. Ma questa cosa qui, io e Alberto mi ricordo che ne parlavamo, ma ragazzi, c'erano dei problemi dal punto di vista economico, cioè tornare in sala per fare un pezzo nuovo e così via è stato un problema. Io non me lo ricordavo, me lo diceva degli esposti. Hanno cambiato in un film la macchina di Montalbano, invece della tipo gli hanno dato un'altra macchina nuova. Dice che c'è stata una valanga di proteste che hanno detto non era possibile. Allora si sono guardati bene dal toccare tutto quello che era per la musica, per una celebrazione credo dei 20 anni degli esposti. Mi ha detto rifacciamo la sigla, rinvertiamola la stessa, no? Ha detto caspita, diceva sì, facciamo una cosa un po' più pop e così via. Io invece, a me mi è venuta un'idea molto più carina, secondo me, che poi lui l'ha apprezzata, però purtroppo non l'abbiamo potuta fare. Ho detto scusa, ma rifacciamo la sigla suonata dalla banda della polizia. Ah, che meraviglia! Che meraviglia! Sai che dopo 5 minuti stavo al Viminale con tutto l'apparato della polizia, col direttore della banda Maurizio, un bravissimo musicista, e stavamo parlando di questo. Io ho scritto il pezzo di Montalbano per la banda, c'erano 120 elementi, era la banda, era un'esperienza epica, soltanto che poi si è deciso di non farlo più. Si doveva fare un concerto con la banda, tutte bellissimo. Ma è stato registrato? No, neanche zero. No, caspita. C'ho lì la partitura, devo confessare anche una cosa, io ho scritto il tema Montalbano con le variazioni e la fuga per banda, perché l'ho dedicate al direttore, però non sono mai state eseguite, cioè quello sarebbe... Ma che bello, sarebbe un'autentica chicca questa. Quello sarebbe un ritorno al concerto dal vivo con questa roba straordinaria. Allora, noi facciamo sempre una domanda di chiusura che è sempre la stessa per tutti i compositori, ovvero di tutta la storia della musica del cinema, ci dici un tema o una canzone, come preferisci, che ti è rimasta particolarmente dentro? Ma quello che riassume un po' tutto, quello che ti dà una spinta, c'è sempre quello, poi vai a vedere le motivazioni, insomma. Però vi dico, senza ombra di dubbio, la musica di 400 colpi di Truffaut. 400 colpi, la musica era di... no, Jean Constantin. Jean Constantin, scusami. Per quelle cose, un po' come ti posso dire, come lo slittino di Quarto Potere. Rosenbad. Come Rosenbad.
Allora, noi ringraziamo Franco Piazzanti della disponibilità, soprattutto, lasciatemelo dire, della grande umanità da cui proprio trapela ogni sua parola, quindi trattandosi poi di materia viva come la musica per cinema è ancora più bello tutto questo. Grazie. Veramente a te Marco, grazie Massimo. Grazie di cuore, Franco. A presto.